Grazie a voi tutti per essere qui. Questo secondo me è stato un lavoro politico, un lavoro molto sottile che ci ha posto di fronte a degli interrogativi che quest'oggi sono quanto mai attuali. Ha tenuto a precisare Char nel affrontare il suo discorso che per l'appunto lui non sta qui o lì appunto nel fare questo lavoro individuando quello che può essere un elemento collegato alle diversità, ma era un lavoro artistico, cioè c'è lo specifico riconoscimento di quello che era un suo ruolo. Ecco, allora io partirei da qui perché all'inizio di questo lavoro mi è sembrato molto efficace l'immagine iniziale, poi sarà probabilmente anche per il lavoro che faccio l'immagine mi colpisce. C'era il mondo di fuori che era complicato, era colorato, era vivace, era attivo, e c'era il museo da dentro che era molto bianco. Le prime immagini ci raccontano un bianco disarmante. Il discorso è questo: far entrare un mondo che è ancora estraneo all'interno di un mondo precostituito, in questo caso bianco, anche visivamente bianco. Che processo è stato? What kind of process it was? Yeah. It's a process of necessity. One has to do that because the outside world is already changed a lot, and the way the museum is operating doesn't seem to want to change. But as I said in the beginning, it's a matter of survival also for the museum. So to be quite honest, a museum like Stedelijk and many modern and contemporary museums have this problem now where they can either become historical and then they can celebrate the great things of the 20th century, right? Or they move into the 21st century, right? And this museum chose to move into the 21st century. So what I'm saying is that wanting to move into the 21st century means that you have to let the outside world in. Credo che sia assolutamente una necessità, perché il mondo esterno in realtà è già cambiato, e quindi anche mentre il museo invece stenta a cambiare in realtà, però deve farlo proprio per una questione di sopravvivenza. Ad essere onesti, lo Stedelijk Museum, come gli altri musei contemporanei, hanno un problema. Possono essere dei musei storici, quindi che rappresentano le grandi opere del XX secolo, oppure possono entrare, diciamo, mostrare il XXI secolo, e quello che credo proprio quello che dobbiamo fare, il nostro bisogno, il nostro compito. Barbara Tuzzolino, nell'osservare questo lavoro, anche dal punto di vista di chi fa il suo lavoro, che cosa significa anche immaginare di poter togliere questa scritta fuori da un museo, no? Togliere l'icona, cosa vuol dire? Laddove icona può essere sia l'immagine di riferimento, sia comunque qualcosa che ci controlla, no? Intanto buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito, grazie perché Cinema Zero ci dà l'opportunità di parlare come Museo dello Stato. Qui stiamo parlando di un ambito istituzionale dove finalmente, posso dire, vedo come all'estero, ci si stia interrogando sulla inclusività non come marketing. Per noi non lo è stato, e vedere disiconizzata l'immagine che fondamentalmente tutti conosciamo come branding, quindi tutto quello che ci insegnano nella comunicazione anche istituzionale, per me è stato davvero uno squarcio di un velo. D'accordo, in Olanda, ad Amsterdam in particolare, tante battaglie forse in certi sensi sono già state vinte. Mi ha colpito in realtà di più, lavorando insieme ad un gruppo di lavoro che poi magari presenteremo, a questo discorso di utilizzare un linguaggio più che inclusivo, neutrale, proprio in un ambito istituzionale, quindi a partire dalla deburocratizzazione dei testi e andando a lavorare sulla neutralizzazione dei termini. Mi ha molto sorpreso che invece alla fine il documentario si chiuda con una lingua che annulla invece il femminile, per esempio. Ecco, questa parte, non so,
forse perché il lavoro riguarda tutta un altro côté, mi ha forse colpito di più della disiconizzazione. Ma colpito in senso positivo o negativo? È un po' negativo, devo dire, Negativo. un po' negativo, perché in realtà il discorso per noi invece di rendere direttrice, direttore, curatrice, curatori, funzionario, funzionario, proprio in un ambito fortemente burocratizzato come quello dello Stato italiano e del Ministero della Cultura dove io lavoro, per noi è stato davvero come dire, decolonizzare lo sguardo, come dite voi, no? Come si dice qui, mi è piaciuto moltissimo, complimenti per questa definizione, decolonizzare lo sguardo, e poi noi stiamo lavorando anche a livello di produzione culturale sulla decolonizzazione delle nostre collezioni. Noi siamo un museo storico, i musei reali sono un museo barocco di collezione fondamentalmente, devono arrivare nella comunità di riferimento attraverso la propria storia archeologica, moderna, addirittura con un affondo contemporaneo che stiamo affrontando soprattutto con le mostre di fotografia contemporanea. Però per noi appunto essere un museo così tradizionale e riuscire invece a mettere un piede nella collettività e nei come dire, problemi che anche la Shoah, piuttosto che il semplice uso del femminile, dove certe gerarchie istituzionali sono maschili, ma per tradizione, non semplicemente per mentalità, per noi è stato davvero un grande lavoro di team. Allora passo questa osservazione a Giulia Blasi e poi dopo Giulia al professor Ondelli, perché siamo all'interno di un momento culturale nel quale si è anche affrontato questo, anche con il tentativo di rivisitare, no? La letteratura, addirittura la narrativa. Giulia? Quindi. Io ho fatto tra l'altro un incontro l'altro ieri nell'accademia in cui insegno, proprio perché stiamo cercando di lavorare sul linguaggio istituzionale. Detto questo, io ho studiato olandese, grande storia, e l'olandese come l'inglese è una lingua che effettivamente non ha i generi, per cui non è assolutamente un problema rimuovere alcune forme, semplicemente perché la parola in sé non ha un genere. Quindi anche in inglese, per esempio, moltissime attrici hanno smesso di utilizzare actress e sono tornate a actor. E anche le categorie degli Oscar mi pare sia male actor, female actor. Quindi si è tornati a una forma che non è diversa dal nostro italiano. Noi facciamo ricorso moltissimo al maschile. Il maschile è questa forma, questa falsa forma di neutralità. L'essere umano maschile diventa la base della nostra percezione, un po' come l'essere umano maschile bianco. La cosa più interessante di questo film è proprio il modo in cui ci racconta come i bianchi stiano cominciando a prendere coscienza del fatto che sono bianchi, perché noi non ce l'abbiamo questa coscienza collettiva. Cioè l'idea di essere espressione di una cultura che è parte di un tutto e non è tutto il mondo e non è la base del mondo. Ed è un processo faticosissimo, perché anche nel nostro linguaggio di ogni giorno noi specifichiamo che qualcuno è nero, specifichiamo che qualcuno è cinese, asiatico, insomma ha una provenienza, un aspetto che noi potremmo non associare al nostro tipico, però non specifichiamo mai quando qualcuno è bianco. Cioè bianco è la base di tutto. E quindi è una questione di prospettiva. Charles, se non sbaglio, alla fine del film diceva una cosa interessantissima: questa non ha a che vedere con la cultura nera, ha a che vedere con la cultura bianca che guarda se stessa. E quindi attraverso il museo non solo le opere d'arte prendono vita, perché comunque vengono inserite in un dialogo diverso dal solito monologo a cui siamo abituati, ma finalmente la cultura bianca comincia a riflettere su se stessa. Addirittura lui parla di specchio che viene Esatto, girato, esatto, no? esatto, Così esatto. come Ryan dirà che non c'è più lo standard. Ed è sono un'operazione diventati- interessantissima, però questo film per molti versi ci racconta un'evoluzione anche interna allo staff, perché alla fine una delle prime cose che vediamo è questa riunione di questo direttore bianco, quasi sessantenne, con uno staff interamente femminile, e ancora una volta vediamo riprodursi le dinamiche che noi vediamo anche nella nostra vita. Io lavoro nell'editoria, lavoro quasi solo con donne, ai vertici delle case editrici con cui lavoro ci sono quasi sempre uomini. Questo ovunque, direi, comunque tendenzialmente, salvo rarissime eccezioni, diciamo
oggi governative. Quindi diciamo si tratta sempre. di ribaltare un paradigma, o se non di ribaltarlo, comunque di riposizionarlo, cioè fare in modo che quello che è stato paradigmatico fino adesso non lo sia più, che sia la parte di un tutto. Quindi noi come persone bianche dobbiamo cominciare a pensare che siamo delle persone bianche, che non siamo l'inizio e la fine del mondo. C'è un passaggio nel quale viene ripetuto nel giro di pochi minuti più volte il binomio cultura olandese. Ecco, cultura olandese perché io mi domando se in quel caso non sarebbe stato più ampiamente descrittivo parlare di cultura in generale. No, really Dutch culture, because as the colleague just said, every cultural region has its own specificities. And like you just said, that in Dutch we don't gender in that way. There's specific things about Dutch culture that interfere with how a museum is run, right? And I think that's the same thing also in Italy. There's specific cultural codes that basically form the museum. And that's why it has to be specific to the location. So you have to understand these codes to be able to bend them or to make them do what you want them to do in the institute. So that's why it says Dutch culture specifically. No, in realtà proprio si parla specificamente di regioni culturali, perché per esempio, come diceva prima la signora, per esempio nella lingua olandese non c'è il genere, e quindi quello è anche una questione culturale, quindi la cultura interferisce effettivamente con anche il modo di gestire un po' il museo. È la cultura che forma il museo stesso, quindi dobbiamo necessariamente pensare comunque all'aspetto culturale per deformarlo o utilizzarlo volendo anche a nostro vantaggio. Sì, io mi riferivo al fatto che questo tipo di approccio che andava ad essere contestato si riferiva ad una cultura, in questo caso europea, comunque bianca, comunque occidentale. But it's like the colleague said, again, it's about putting the spotlight on it, right? And understanding it as part of a whole and not as the beginning and the end of everything. And you have to understand that within our museums, I and my colleagues understand that this is the basis on which we build. So we don't want to get rid of it. It's our base, and we build on top of it. Because the fact that, for instance, I'm black, as you can see, doesn't mean that I'm not part of the same culture. Yeah? Sì, in realtà dobbiamo vogliamo mettere proprio in luce questi aspetti, vogliamo capire che appunto la cultura bianca, la cultura europea è parte del tutto, non è né l'inizio né la fine, e quello che facciamo proprio noi al museo è proprio quello di capire questo concetto e da questo concetto poi partire come base per costruire qualcos'altro, ma non vogliamo liberarcene. E anch'io, come vedete, sono nero, però mi sento parte di questo tutto. Certo. La cosa che volevo chiedere a Paola Delle Molle in questo contesto che stiamo appunto analizzando è come si colloca anche l'approccio a quella che deve essere l'inclusività per non rischiare di essere poi, come dire, un calderone all'interno del quale non avvengono comunque distinzioni, nel quale quasi non si osa più fare una distinzione. Come dire, un conto è fare una scelta, un conto è poi limitarsi nell'avere scelte. Sì, innanzitutto mi permetti di fare una premessa. Intanto voglio ringraziare Cinema Zero e il festival di essere qui in questa tavola rotonda con voi, e non è la prima volta che anche non come rappresentante di Carte di Pordenone, ma come una delle, diciamo, come io sono una giornalista, quindi sono stata con l'ordine del Friuli Venezia Giulia, siamo stati tra i primi fondatori di Carta di Pordenone in realtà, però sono venuta qui su questo palcoscenico anche magari insieme alle scuole tante volte, grazie proprio a Cinema Zero, che tra le altre è uno dei primi firmatari di questo documento, a raccontare che cos'è. E devo dire la verità, per rispondere alla tua domanda faccio una premessa.
questo documento di cui abbiamo parlato, accennato prima, che abbiamo parlato di Olanda, abbiamo parlato del mondo, in realtà siamo qui, capitiamo qui a Pordenone, dove in realtà capitano delle cose davvero anche molto importanti. Questo festival, tra le altre, lo dimostra. E nasce questo protocollo che ha lottato fin dall'inizio, ma 8 anni fa, su questo che è appunto i principi di inclusività, perché, come dire, in realtà in questo caso il mondo femminile, ma anche quello maschile, quello femminile rispetto a quello maschile, avessero una pari dignità, un pari rispetto, la pari considerazione, partendo dal linguaggio. Quindi questo è stato il nostro lavoro iniziale e posso dire che non è stato assolutamente facile, però c'era una situazione, un tessuto nell'ambito della città che ci ha permesso assolutamente di, nonostante Carta di Pordenone sia nato sull'onda emotiva di un fatto di cronaca, è stata veramente una reazione nella quale proprio noi abbiamo cercato di reagire, come dicevi, nel senso di non fare di un'erba un fascio, ma di essere precisi, di essere, diciamo, di dare spazio a quello che sono l'inclusività, la parità di genere, lavorando da dove? Da quello che sapevamo fare, nel senso che quello che ci è sembrato ci accomunasse tutti poteva essere appunto il linguaggio, il modo, proprio Giulia Blasi lo potrà ancora confermare, che ha fatto tanti lavori importanti su questo, quanto conta il linguaggio. Io ne parlo da giornalista e me ne rendo conto che la mia battaglia non è quotidiana, è di più, e ne sai bene tu altrettanto, nel senso che solo nel 2021, come quando appunto facevo parte, coordinavo il tavolo di lavoro per le pari opportunità del Consiglio nazionale, dell'Ordine Nazionale, abbiamo fatto una battaglia per cercare di introdurre per la prima volta nel nostro codice deontologico un articolo in più che riguardasse solo questo, il rispetto delle differenze di genere. A volte, ammetto, ci viene un attimo di scoramento, perché ci è sembrato di fare tanta strada, tanta fatica, e di ancora essere, come dire, in affanno su questi temi che tu di cui hai parlato. Non molliamo. No, mollare assolutamente mai. Quando si fanno rivoluzioni come quella che è avvenuta nel Museo di Amsterdam, ma in genere quando si fanno rivoluzioni, quando si fanno grandi battaglie, si fanno sempre, diciamo, impulsivamente dei passi più avanti per poi ritrovare un equilibrio. Vorrei chiedere al professor Ondelli che cosa ne pensa del passaggio in cui un'opera che era stata intitolata Prostitute poteva vedere modificato il nome che gli era stato dato dall'artista. Tutto dipende ovviamente dalla sensibilità della comunità dei parlanti, della cultura. Una cosa che ho trovato molto, non tanto interessante o curiosa, ma significativa alla fine del documentario, è la reazione, diciamo quasi offesa, dei critici alla mostra. I critici che scrivono anche sui giornali liberal, sui giornali di sinistra, no? Probabilmente quando si tratta di lingua e della nostra cultura, che sono entrambe cose che ci definiscono, tendiamo a essere leggermente più conservatori di Pinochet, con tutta probabilità, no? E quindi qualsiasi cambiamento tra l'altro che percepiamo come imposto dall'alto, è qualcosa che ci urta e che ci dà fastidio. È evidente che però la lingua come la cultura, e non è un caso che le opere figurative come anche i libri siano state in passato e in alcuni paesi continuano a essere oggetto di censura, la lingua come la cultura sono vive perché cambiano
nel tempo, no? È chiaro che si tratta di cambiamenti difficili da guidare. È evidente che molto dipende appunto dai decisori, se ci sono decisori in certi ambiti, i critici d'arte o linguisti, giornalisti, insomma chi si occupa di scrittura. Molto dipende anche dalla sensibilità di chi poi va a vedere le opere d'arte, le acquista, compra i libri o usa le parole per esprimersi. Però qui in campo, e poi vorrei sentire anche Giulia su questo, c'è anche l'idea di modificare quella che era stata l'intenzione, no, dell'autore, e questa è una polemica alla quale almeno io personalmente mi sono sentita di partecipare molto nell'ultimo periodo in Italia, in cui c'è stata, ovviamente noi lo ricordiamo, venendo appunto dalle opere di Roald Dahl, questa richiesta di modificare addirittura i testi e quindi impostazioni verbali date dall'autore che rispecchiavano un'epoca. Quindi la mia domanda è: quanto per essere politicamente corretti si rischia di sconfinare in una cancel culture? Facciamo un altro parallelismo. Ha senso riscrivere in italiano moderno opere scritte in un italiano che è parecchio diverso da quello di oggi? La questione è questa: l'artista che ha dipinto quel dipinto, nell'intitolarlo Prostitute, percepiva con la parola prostituta la stessa cosa che percepiamo noi oggi nell'utilizzarla? Così come la parola con la N, ok, probabilmente oggi si carica di connotazioni e valori che non aveva al tempo. Come comunichiamo quello che intendeva comunicare l'artista al nostro pubblico odierno? La raccolgo e la vorrei girare a Giulia Blasi questa osservazione. Quindi un qualcosa che voleva essere comunicato e che raccontava un'epoca, noi che siamo sensibilmente diversi abbiamo il diritto di modificarla? Io non sono una grande fan della modifica posteriori, è anche vero che bisogna ragionare di caso in caso, nel senso bisogna davvero ragionare non solo di caso in caso ma anche di contesto in contesto, e anche la storia delle opere di Dahl alla fine è una gigantesca bufala, perché sono state modificate soltanto le edizioni Puffin che sono destinate ai bambini e sulle quali si può anche ragionare, nel senso possiamo anche decidere che quello che va direttamente ai bambini e che quindi ha un intento pedagogico noi lo modifichiamo minimamente per non dover dare troppe spiegazioni. Però la versione letteraria che sta in Penguin rimane uguale e quindi comunque tu salvi la letteratura da un lato, quindi non è che scompaiono le opere originali di Dahl, però quello che va verso i bambini è leggermente modificato. Non è che Dahl, anche se gli cambi il linguaggio, diventi automaticamente il grande scrittore inclusivo, il grande scrittore rispettoso delle differenze. Era pur sempre un inglese conservatore che raccontava la gente in un certo modo. Anche se rileggiamo J.K. Rowling anche al netto della sua deriva folle, transescludente degli ultimi anni, comunque ci sono delle cose negli Harry Potter che fanno un po' rabbrividire, i goblin, insomma una serie di cose abbastanza dubbie, tutto considerato. Quindi attenzione, io non sono, ripeto, una fan del cambiamento delle opere, sono però, secondo me bisogna ragionare davvero di caso in caso. Non lo sono sicurissima che farlo diventare sex worker, quel quadro lì, avesse senso. Però è anche vero che non le prendo io le decisioni in quel senso e che all'interno di una sensibilità come quella dei Paesi Bassi o specificamente di Amsterdam, che comunque è una città che ha una cultura sua anche all'interno del paese, poteva avere senso. Quindi non sono una fan anche della taglia unica, è sempre bene abbracciare la complessità. Poi riscrive interamente le opere, non lo so, mi sembra un po'... Riscriverle no, lì si trattava di modificare alcune parole. Secondo me alcune cose avevano senso, altre avevano meno senso, la censura di alcuni titoli, nel senso appunto per eliminare la famosa parola con la N aveva senso, perché non era strettamente necessaria, quindi ci sono delle cose, si ragiona di caso in caso, secondo me. Non so se ne farei proprio un caso di Stato ogni volta,
perché sono scelte alla fine che in un certo modo hanno a che vedere con l'arte, ma hanno anche a che vedere con la presentazione dell'arte, con la lettura dell'arte, e quando si fa una mostra si sta facendo una lettura dell'arte comunque, non è che semplicemente appiccichi un quadro alla parete ed è fatta. In quel momento stai costruendo una narrazione dell'arte, quindi anche i titoli vanno a far parte di questa narrazione. Thank you. Because what I always say to people is this: I think everybody, almost not everybody, but most of us here in the room remember seeing the film Lolita on TV. It's impossible now to show this film on TV, right? So if you take that film then and consider it an artwork, our response, what we want to do is we still want to show it in the museum. But how can we still show it in the museum if the whole society is like, it's a bit difficult, you see? So this is the, how do you say it? The Compromesso. Yes, and it is here where you're trying to find the right way in. And the thing with the sex worker, specifically Dutch, because in Holland prostitution is legal. Right, I didn't think of that. Because it's legal, then it's a job. That's why it's called sex worker and not prostitute. Voglio fare un esempio. Immagino che molti di voi abbiano visto il film Lolita in televisione e adesso sarebbe praticamente impossibile mostrarlo, perché comunque anche se sì, perché comunque se lo vedi come un'opera d'arte, ovviamente anche noi vogliamo mostrarlo come opera d'arte, però come facciamo a mostrarlo in una società che non vuole, in effetti, che è contro questo tipo di arte, appunto. Quindi bisogna trovare un compromesso. E per quanto riguarda la questione dei sex worker, è una questione molto olandese, perché appunto il sex worker si chiama, in questo modo non si chiamano prostitute, perché è un lavoro riconosciuto e legale. Paola, intervieni anche su questo, visto che abbiamo parlato di linguaggio, di analisi del linguaggio, perché alla fine questo importante lavoro che abbiamo visto qui, alla fine arriva alla sintesi di come dire, di un'infiltrazione all'interno dei meccanismi del linguaggio, che è audiovisivo, è visivo, è sicuramente pittorico, però è anche quello quotidiano e lessicale che viviamo tutti i giorni. Beh sì, intanto io sono d'accordo con Giulia Blasi, nel senso che dico non si può intervenire in generale, occorre davvero che si pensi a ogni situazione caso per caso, però a volte mi viene anche da riflettere chi ci pensa al caso per caso, perché molte volte, come dicevo prima, ci ritroviamo a veramente delle chiusure nell'ambito del linguaggio. Allora, a proposito di quello che mi chiedevi, noi ci ritroviamo che lavorare con sembra per chi magari è al di fuori oppure non ci pensa, perché in realtà è questione solamente di pensarci. Il linguaggio non ci si rende conto di quanto sia importante e di quanto possa determinare il nostro modo di pensare, la nostra cultura, il modo nostro di essere, come possano rompersi gli stereotipi. Eravamo proprio insieme col professor Rondelli un giorno a Trieste e proprio ne stava parlando, portando degli esempi anche relativi a quello che imparano i bambini da piccoli. Quindi noi ci portiamo dietro tutto questo patrimonio di pensieri, pregiudizi o di stereotipi e ci ritroviamo oggi. Per me, anche nell'ambito della mia categoria, quando io dico, per esempio, che ci dovrebbe essere una regola sottointesa che nel mio lavoro e nel tuo, cioè nel lavoro del giornalista, ci debba essere un lavoro, un'attenzione al linguaggio che deve essere diverso, per esempio, a seconda dell'argomento del quale scriviamo. Ma questo accade assai raramente per diverse ragioni, per carità di Dio. Però si dà per esempio per scontato che si debba saper scrivere di calcio, io debba saper raccontare come si tira il pallone, come si faccia gol e quant'altro, ma se io devo raccontare una storia o di femminicidio o di inclusività o comunque di rispetto di genere,
questo in fin dei conti non sia importante. Invece qui è l'aspetto determinante, che le parole che io uso saranno fondamentali, le mie, quelle dei colleghi che sono qui questa sera, saranno fondamentali per costruire quel mattoncino in più e fare in modo che davvero ci sia un giorno un mondo diverso come ci auspichiamo, dove l'inclusività diventi un fatto concreto e non solo un'utopia. Posso fare un'osservazione a questo proposito? Molto veloce. Noi tendiamo a pensare che il linguaggio sia sempre una questione formale, una questione simbolica, che non abbia a che vedere col reale. In realtà il linguaggio dà la forma alla nostra realtà e il tutto alla fine, il precipitato di questi interventi sul linguaggio è anche economico. Perché ogni volta che qualcuno dice quali sono i vostri scrittori preferiti e sotto fa la domanda, la classica domanda da social, e sotto ci sono 200 nomi di uomini, è perché nella nostra testa lo scrittore è maschio. Questo dove finisce? Nei festival, ai festival che sono a stragrande maggioranza maschile, nei panel, nelle manifestazioni. Questa è una questione economica, perché se tu chiami soltanto uomini, gli uomini avranno accesso a quella fonte di reddito, le donne non ce l'avranno, le soggettività non binarie meno che meno. Quindi si crea una sorta di collo di bottiglia in cui vengono strozzate tutte le soggettività che non rientrano in quel default. Lavorare sul linguaggio significa comunque lavorare sulla rappresentazione, sull'idea che esistano altre cose oltre all'essere umano di base. Quindi anche nei musei è la stessa cosa. È una questione economica anche. Vendere le proprie opere, vederle esposte, diventare artisti quotati, artisti o artiste quotate, è una questione economica. Quindi noi lavoriamo anche sul linguaggio, ma non solo. Lavoriamo sulla rappresentazione, sull'inclusione in quella che non è un piccolo club, ma è una comunità che vive anche di soldi, perché Karl Marx non ha mai detto ai proletari lavorate gratis. Non l'ha mai detto questa cosa, non l'ha mai detto. Gramsci men che meno. Neanche per idea. Barbara, questo discorso che abbiamo fatto finora, a livello di linee guida, anche per un museo istituzionale come quello che rappresenti tu in questa sede, che cosa significa? Perché trasferiamo poi nel pratico, no? Voi quando parlate di linee guida, a che cosa vi appellate, vi riferite? Qual è la stella, diciamo così, polare? Beh, naturalmente ci riferiamo alla comunità la più ampia possibile. In quanto museo noi nasciamo naturalmente sotto l'egida costituzionale dell'articolo 3, quindi oltre che l'articolo 9, quindi la rimozione di ogni difficoltà di accesso, nel nostro caso alla conoscenza e in generale alla libertà di espressione in toto. Linee guida anche solo per costruire, come si diceva benissimo, una casa dove abitare per come siamo. Quindi il linguaggio è una casa e anche il museo lo è attualmente. Noi naturalmente ci siamo, oltre che su parametri istituzionali, sulle commissioni di parità di genere, anche a livello naturalmente di commissioni governative, anche oltretutto sulla definizione di ICOM agosto 22, che parla di partecipazione e di comunità la più ampia possibile, che non è soltanto un accedere a come dire, competenze, anche lavori se vogliamo, perché anche il lavoro del museo deve essere apprezzato perché ci si può arrivare in qualche modo, quindi non solo la rimozione economica o cognitiva, ma avvicinarmi al linguaggio di quel museo. Tra l'altro il linguaggio probabilmente è lo strumento più potente del museo, e forse dove il museo è il luogo dove, oltre che nella comunicazione scritta e orale, televisiva, giornalistica, è dove si usa di più il linguaggio, no? Perché comunque ogni cosa viene presentata attraverso cartellini, attraverso pannelli, attraverso pubblicazioni, attraverso comunicazioni social, comunicazioni istituzionali sui siti, anche sulla segnaletica, addirittura sulla identificazione dei servizi igienici, per esempio. Quindi laddove questa casa la più ampia possibile deve trasferire delle linee guida, si va a lavorare
su un linguaggio di comunicazione istituzionale. Una domanda che poi mi piaceva fare al professore era, Carla, ma la comunicazione poi fondamentalmente in questo progetto quanto peso ha avuto? Perché si è parlato molto di curatela, si è parlato tantissimo di scelte direttive, ma la comunicazione che ruolo ha giocato, per esempio? As head of research, I'm also responsible for publication and wall text. So I read everything. One of the easiest examples I would like to make is when we talk about a male artist, the male artist made something. When we used to talk about a female artist, she took an apprenticeship where she learned how to make it. You see the difference? So it's really about eliminating these structures. Sì, appunto come capo della ricerca mi occupo anche delle pubblicazioni di tutti i testi del museo, quindi leggo letteralmente tutto quello che è nel museo. E vi faccio un esempio molto semplice. Quando si parla di artisti maschili, diciamo l'artista maschile ha fatto, ha realizzato, mentre quando parliamo delle artiste femminili, diciamo ha fatto un apprendistato per, è stata l'alunna di. Quindi noi vogliamo distruggere, diciamo, cerchiamo di distruggere questa differenza. And then another one, this was really big one for the team, and then you see how culture works, because I say Bruce Nauman when I hear the name, I think he's German, but he's not, no? But when I hear Elena Tsui, then behind his name says Ghana. So I said to the team, or we say Elena Tsui Ghana, Bruce Nauman America, for everybody, or we don't do it at all. And then they chose to not do it at all, because it was very hard to say about the established artist that they are white. Vi faccio un altro esempio per farvi capire come funziona la cultura. Per esempio c'è un artista che si chiama Bruce Neumann, io pensavo dal cognome fosse tedesco, e invece c'è un'altra artista, si chiama Elena Tsui, automaticamente è stata definita ghanese, diciamo, quindi abbiamo deciso di, in realtà l'artista Bruce Neumann appunto era americano, quindi abbiamo deciso o parliamo per entrambe le categorie dell'origine o non ne parliamo affatto, e alla fine il museo ha deciso di non parlare dell'origine dell'artista. And what is important is that that shows how the system protects itself. Because that's very hard for the system to say this is white, but it's very easy for the system to say this is black. Ed è un modo in cui il sistema si protegge, perché è molto facile dire, è molto difficile dire questo è bianco, ma è molto facile dire questo è nero. And this is how the system keeps itself together. E questo è il modo in cui il sistema, diciamo, si mantiene nella sua interezza. Ecco. When you are aware of these structures, then you can start peeling them off layer by layer. But that's a very long process, because the system is very powerful, and it's a very powerful system. So. Una volta che si capisce com'è strutturato questo sistema, si può iniziare a eliminare strato dopo strato, ma è un lavoro molto difficile perché la struttura, diciamo, il sistema è potente, è forte. Vorrei concludere con un'ultima domanda a Ciara, e per poi appunto lasciare lo spazio per qualcuno se vuole giustissimamente intervenire. Noi abbiamo cominciato a vedere questo documentario vedendo il museo che esponeva l'invito ad incontrare le icone. Lo abbiamo visto concludersi con la destrutturazione passo dopo passo di tutte le lettere che formavano il termine icone. Oggi che cosa vediamo? È diventato in qualche modo all'interno di questo documentario essa stessa un'opera d'arte, questo museo. Chi incontriamo? The icons. Again? Because, okay, and I think the colleague said it. When you want change, you first need to go all the way there.
and then it balances out again. Huh? You know? So when I talk to my director, I say it's and. It's not or. You know? So people now say toxic white masculinity, but I'm like, it's part of our culture, so we need to show it. You cannot erase it, you know? So I think this is where the museum is now and where it's going, to show this, and maybe in one room you have one position, and in the other room you have the position that's diametrically opposed to it. And I think then you show the whole community. Nel museo ci sono le icone, perché comunque quando si cambia qualcosa lo si fa totalmente per poi e poi la situazione riesce comunque a riacquisire un certo equilibrio. Come dico io anche al direttore del museo, non è o e o, ma è e. Quindi accanto alle cosiddette icone della mascolinità bianca, tossica, non possiamo cancellarle, dobbiamo mostrare, però accanto a quelle possiamo mostrare qualcos'altro che è totalmente diverso per dare comunque, per rappresentare il mondo, diciamo, a 360 gradi. Bene, io credo che per il tempo insomma, che ci è stato concesso e anche per approfondire questo lavoro abbiamo toccato quelli che potevano essere alcuni dei punti, ce ne sarebbero tanti e tanti altri ovviamente significativi, però adesso è anche venuto il momento in cui qualcuno di voi intervenga, insomma ponga le domande da un punto di vista di chi ha visto appunto e di chi magari è curioso di conoscere qualcosa. Prego. Ecco, buonasera. Io farei un'osservazione. Io non concordo affatto con quanto ha detto il professore circa la resistenza della critica a questo cambiamento. Io ho trovato al contrario molto inopportuno vedere questa riunione dello staff del museo che resisteva a qualunque critica ricevuta, assolvendosi, sostenendo che quello era il principio corretto e che anzi i riscontri ottenuti dal pubblico erano positivi, perché al confronto della mostra di Bruce Nauman, ora Bruce Nauman è un artista impegnativo che non tutti probabilmente apprezzano, quindi diciamo che rileggere le opere di Nolde o Kirchner nell'ottica colonialista è una cosa che si può fare, sottolineare i loro debiti è una cosa che si può fare, ma è stata fatta 50 anni fa rispetto all'arte africana, all'arte di carattere tradizionale. È sbagliato sostenere, anche culturalmente è un'operazione del tutto disonesta, ritenere che gli artisti occidentali e gli artisti africani possono essere messi sullo stesso piano, perché sono opere che hanno tutt'altri motori di creazione. Quindi diciamo questo atteggiamento del museo che può benissimo, che ha una sua legittimità, perché il museo può riscrivere la propria storia, ma lo Stedelijk, che è un museo che ha 150 anni, è un museo che è un museo storico, che ha come il Rijksmuseum, semplicemente inquadra un periodo storico diverso. Ritenere che si possa riscrivere questa storia a suon di percentuali che devono essere raggiunte con queste ridicole riunioni dello staff che mi sembrano di riunioni di autocoscienza sovietica in cui uno deve cercare di riconoscere le proprie colpe, ma questa è una cosa che diciamo si può benissimo fare, ma che trovo anche un po', diciamo, mi sorprende che nessuno di voi abbia sollevato delle obiezioni circa questa politica culturale che, diciamo, può essere percorsa, ma che non può essere accettata criticamente. Forse ci va bene. Can I say something about that? Yes? I think I got the translation right. But I think because I'm also the head of curatorial praxis, as you may know. What I proposed is to make an artificial, how do you say it, cut in the collection, yeah? Where if you put it at 1989 or 2012 when the museum reopened, it doesn't matter, you make an artificial cut. Because I think that the 20th century art should be understood for what it is, right? And it is a great achievement of Western civilization, right? This is how it should be treated. But if once you, how do you say it, close it off, then it also kind of becomes like an ethnographic, how do you say it, whole.
because it was a specific way of thinking that produced this, and it is amazing. You know, I'm a modernist, so don't start about it. You know, but then what happens after that is a whole different world where different rules apply, where women have equal rights, right? Where black and brown people are fighting for equal rights, where queer people are fighting for equal rights. So there's a different logic for that new collection than there is for that old collection, right? I hope that makes sense. So I hope that is an answer to your question. So we're not, how do you say it? We're not erasing history, but we're looking at history with the eyes of today, right? Okay. Sì, come dicevamo prima, io sono anche il curatore, quindi propongo una sorta di taglio artificiale nella collezione, perché l'arte, credo che l'arte del XX secolo vada un po' diciamo ripensata, e comunque l'arte del XX secolo ha raggiunto, diciamo, è stato uno dei più grandi successi, diciamo, della civiltà. Però della civiltà occidentale, però a un certo punto si crea una sorta di buco etnografico in qualche modo, perché comunque è il risultato anche di un modo di pensare molto specifico. E invece adesso il mondo è cambiato, ci sono diverse regole, le persone di colore per esempio lottano per i loro diritti, le persone queer fanno lo stesso, quindi c'è proprio, dobbiamo applicare una diversa logica a una nuova collezione, quindi noi non vogliamo cancellare la storia, ma la vogliamo guardare con occhi diversi, con occhi contemporanei. And what I want to add to that is that in 50 years from now, they're going to say that we did everything wrong. E voglio aggiungere che tra 50 anni sicuramente diranno che tutto quello che abbiamo fatto era sbagliato. Scusi, io ho visto che lei ha chiamato in causa anche il parterre che è qui, giustissimamente. Mi sentirei comunque, per esempio, di darla il mio punto di vista. Io non lo devo dare perché sono in un'altra veste, ovviamente nessuno me l'ha chiesto, però visto che lei mi ha fatto questo gentile invito, io lo raccolgo. A me ha colpito molto in positivo la capacità di un ente strutturato e, come dice lei, storico, che quindi poteva essere anche incancrenito all'interno di una visione precostituita, di mettersi in discussione, di rielaborare in questa sorta di psicodramma collettivo, di sedute di autocoscienza, chiamiamole come lei insomma voleva indicarle, insomma ho capito la sintesi, non stiamo qui andando sulla polemica. Però la capacità di mettersi in discussione e di dire ok, fin qui è stato così, però poi possiamo anche aggiungere, infatti la storica dell'arte dice ad un certo punto io non vorrei non esporre più quadri come questi, vorrei andare in aggiunta. Questo per me è un'utopia, per esempio qui in Italia, dove si immaginano strutture come l'università, che sono arrovellate su se stesse, dove sarebbe bene ogni tanto il board farlo cambiare per dare aria nuova, ossigeno nuovo, sul modello di altre strutture, no? All'interno delle quali magari 5 anni e poi cambiamo, no? Perché comunque le cellule che si rinnovano portano sempre beneficio. Non è male. Addirittura ecco, quel che mi ha colpito è la reazione al direttore della fotografia che aveva fatto la critica feroce, dicendo una frase secondo me giusta: non è in discussione chi assumere ma chi licenziare. Io quanto vorrei che questo venisse fatto anche in Italia, per esempio, e che però poi è stato incorporato come a dire, lui l'ha detto, invece di fare le barricate da fuori vieni a farci vedere quello che sai fare qui dentro. Beh, secondo me c'è un margine di cui prendere gran bell'esempio qui. Io sono stata ammirata in questo. Io, quando ho detto che sono stato colpito dalla reazione della critica, no? Non ho detto che non avessero diritto di farlo. Io quello che ho detto, mi sembra prima, è stato questo parallelismo tra lingua e cultura, no? E la lingua e la cultura tendono naturalmente a essere conservatrici, perché è la nostra identità. Dico che i cambiamenti in entrambi i casi, a meno che non ci siano fattori esterni violenti,
sono cambiamenti graduali e interni, per l'appunto. In fin dei conti, Charles stesso, in una scena del documentario, reclama in maniera vibrante: io sono il prodotto di questa cultura perché ho studiato nelle migliori scuole duramente. E prima parlava di cultura olandese, per l'appunto. Io tendo a credere, non è che non ci siano cose su cui a cui possa muovere le mie critiche nel documentario, però tendo a credere che i protagonisti siano intimamente convinti di quello che fanno, in quanto espressione della cultura olandese di oggi, almeno in certi settori, che magari, per esempio, in Italia potrebbe risultare eccessivamente, diciamo, lanciata in avanti, non lo so, perché siamo una cultura diversa. Non è detto che alla fine, appunto, come ha detto Charles, poi pensiamo tra 50 anni che abbiano avuto torto. È uno sviluppo, potrebbe essere uno sviluppo che non ha conseguenze successive, non lo sappiamo ancora. Intanto sono Riccardo Costantini, ho il piacere di curare il festival con il team di Cinema Zero. Intervengo alla fine con un duplice veste, la ghigliottina che chiude l'incontro che vorremmo durasse a lungo per ragioni però di palinsesto. Il secondo, la ragione per cui abbiamo inserito questo incontro, l'abbiamo fortemente voluto. Quando l'ho selezionato io il film alla prima, mi sembrava fondamentale per aprire un dibattito. E questo è l'inizio dell'azione, vedere e informarsi e farsi venire dei dubbi. Arrivo però alla fine del tutto, e sono molto contento anche dell'intervento che c'è stato. Nella platea ci sono molte istituzioni, ci sono state, qualcuno che si è alzato e è andato via, istituzioni del nostro territorio. E devo dire che alle domande che ci siamo fatte, ce n'è anche una forte: chi partecipa a questo incontro, chi si fa dei dubbi? Io per ruolo e per veste ho fatto molti inviti per questa tavola rotonda e molte istituzioni culturali del nostro territorio mi hanno detto non è un problema e noi non partecipiamo, ok? E questa mi sembra, non voglio prenderla io come conclusione, però direi un territorio di lavoro per tutti, perché se non è un problema abbiamo un problema enorme in generale. E quindi l'invito è quello a esercitare il dubbio, porci delle domande, non avere delle risposte assolute come ci avete dimostrato. Non dico ben venga l'autocoscienza, ma io che ho curato il programma ho presentato una giuria tutta al femminile con Valeria Sarmiento, una grandissima regista, la moglie di Raúl Ruiz, uno dei più grandi registi della storia del cinema. Ed è stato il team al quale ho posto una serie di domande a notare questo errore marchiano e clamoroso. E se non ci fossimo posti queste domande, oggi sarebbe la moglie di Raúl Ruiz in un programma inclusivo. Io vi ringrazio moltissimo, ringrazio il pubblico e vi invitiamo a continuare il dibattito e anche la lotta. Grazie.